2010 è stato fatto è iniziato il nostro progetto con mia moglie Barbara per l'adozione di un bimbo o di una bimba, non lo sapevamo ancora. È stato un percorso importante, parecchio complesso, che ha messo a nudo le nostre debolezze, le nostre paure, ma devo anche dire la nostra volontà di procedere e di andare avanti. Sicuramente ha cimentato il nostro rapporto di coppia, perché in queste difficoltà che si sono palesate abbiamo saputo fare squadra senza mai dubitare l'uno dell'altro e ci siamo spalleggiati. Dal 2010, quando è partito il progetto, al 2015, 5 anni di difficoltà, di esami, di dubbi e di perplessità, che però ci hanno portati a una cosa bellissima, che è stato il nostro primo figlio, che si chiama Kiran, che arriva dall'India. E questo è stato veramente un momento importante per noi, perché ha scatenato tutta una serie di sentimenti che non pensavo come padre di poter provare, soprattutto di fronte a un bimbo indifeso che in realtà ha dimostrato un sacco di coraggio, un sacco di voglia di procedere. Il nostro impegno è stato totale, lui ci ha richiesto tantissimo impegno, ma noi crediamo che questa cosa abbia ancor più unito la famiglia. Io mi sono sentito benissimo insieme a lui, abbiamo stabilito un ottimo rapporto. Non posso dire che siamo amici, perché credo sempre nel rapporto padre-figlio non sia un rapporto di amicizia, ma sia un rapporto speciale, fatto di intimità, di confidenze, ma anche di rigore e gerarchia, e lui ha accettato questa cosa. Oggi posso dire con sincerità che ci divertiamo assieme, giochiamo a tennis assieme, studiamo assieme e la nostra è una bellissima storia. Dopo Kiran, dopo 3 anni, è arrivata una bellissima bimba di nome Sara, che invece arriva dalla Colombia. Sara è una vera macchina da guerra, io la chiamo la mia bambina, perché è la mia eroina. La amo al di là di ogni cosa, ed è proprio vero che per un padre la propria figlia è importante, perché va al di là della madre, va al di là della moglie. È un rapporto veramente speciale che ho con lei, fatto di rispetto, di amore e di tante coccole, cosa che spesso quando torno a casa la sera dal lavoro servono per ristrutturare la giornata. E quando vedo i suoi occhi la vado a prendere a qualche corso e lei torna a casa insieme a me, cambia tutto, anche se la giornata non è stata la più bella. E loro due in particolare assieme sono proprio 2 fratelli, anche se nati a 20.000 km di distanza l'uno dall'altra, ma ci hanno permesso di amare le scelte che abbiamo fatto e di essere orgogliosi di questo percorso, ma soprattutto orgogliosi di loro due che sono riusciti a trasferire a noi tutto questo coraggio. E io come padre, devo essere sincero, sono felicissimo delle scelte fatte, non mi pento mai di quello che abbiamo fatto, e se tornassi indietro rifarei esattamente le stesse cose, perché mi hanno permesso di vivere la paternità da un punto di vista, se vogliamo, diverso, ma non meno pieno e non meno ricco di esperienze. Per cui grazie a loro per questa, e buona festa del papà a tutti gli altri papà che ascolteranno questo messaggio.